Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Dopo il blackout di Verona, la Juve Stabia per la 24esima giornata di Serie B-Win prova a rifarsi ospitando un Crotone in crisi e senza punti da 4 gare. Crotone che presenta in panchina l'allenatore in seconda Drago, arrivato dopo le 4 sconfitte consecutive e il conseguente esonero di Menichini. Molte le assenze da una parte e dall'altra. Dirige l'incontro l'arbitro Giancola. Primo tempo che si fa subito interessante, minuto numero 2, subito un'occasione per la Juve Stabia. Su questo calcio di punizione lo schema pallone che arriva a Scozzarella, prova il destro che però si perde sul fondo. 7 minuti più tardi si fa vedere anche il Crotone con questa azione, pallone che arriva a Gaetano Khalil, il suo sinistro però è ben parato da Sekulin. Sono le prove generali del gol. Minuto numero 25, sfera che arriva a Gabbionetta che se ne va sulla destra, il pallone nel mezzo proprio per Gaetano Khalil, destro vincente che batte Belez. 1-0 Crotone con il gol tutto brasiliano ispirato da Gabbionetta, destro vincente del capitano del Crotone. Crotone che poi sfiora il raddoppio al minuto numero 32, pallone che arriva a Florenzi che si sposta la sfera sul sinistro che però sfiora l'incrocio dei pali. Con gli highlights andiamo nel secondo tempo, dentro i Raimondi per Danucci sarà un cambio azzeccato. Al 17esimo la serpentina di Sansone che fa fuori tutta la difesa della Juve Stabia, poi al momento buono perde l'attimo per tirare. 60 secondi più tardi Biraghi per Erpen che prova lo shoot al volo di sinistro, applausi per lui, pallone che però sibila sopra il montante. Al minuto numero 21 l'occasione buona ce l'ha Sau che entra in area di rigore, il suo tiro però è ribattuto con il corpo da Vineto, soltanto calcio d'angolo per la Juve Stabia. Al minuto numero 27 azione personale di Gabbionetta che dai 30 metri esplode un sinistro che Sekulin battezza fuori. 2 minuti più tardi ci riprova il brasiliano più o meno dalla stessa mattonella, pallone questa volta smanacciato in calcio d'angolo dal portiere della Juve Stabia. Al 31esimo poi super Gabbionetta che fa fuori la difesa della Juve Stabia in contropiede, il pallone nel mezzo per Gaetano Khalil che con il destro di prima intenzione sigla la sua doppietta e porta i suoi sul 2-0, partita in discesa per il Crotone. Juve Stabia colpita nel suo momento migliore, Juve Stabia che prova a scuotersi con questa azione personale di Raimondi, il suo un tiro cross che Belez respinge. 2 minuti più tardi Juve Stabia trova il gol del 2-1, il cross di Sau per Daniele Vicius che coglie in controtempo Belez e sigla il 2-1 e riapre una partita proprio nei minuti finali. Al 43esimo un'azione splendida in contropiede del Crotone di Florenzi che se ne va a campo aperto, la palla nel mezzo per Mazzotta che era appena entrato, spara però in curva divorandosi il 3-1. Minuti finali, minuti di recupero, il rilancio di Sekulin per Sau che esplode un sinistro ma non trova la porta, sarà più fortunato. Un minuto più tardi, minuto numero 50, il cross di Raimondi proprio per Sau che sigla un 2-2 incredibile a Castellammare di Stabia. Termina quindi con un pareggio, la squadra di Braglia si sveglia nel finale e acciuffa un pareggio insperato. Bene il Crotone per 80 minuti, poi l'11 di Drago si lascia schiacciare e getta al vento 3 punti che sembravano in cassaforte.